proposito di musica, adesso le capienze per i concerti sono del 75%. Scusami, ma se un concerto aveva già fatto il tutto esaurito tipo in un palazzetto, e aveva, in un palazzetto, no? E aveva venduto i biglietti, l'altro 25%, che ci fa con questi biglietti? Lo ascolta dal garage, dal parcheggio, da dove l'ascolta? Che è sto? No, di la tua, prendi una posizione perché lo trovo un po' assurdo che in questi palazzetti viene il 75% riempito e il 25%... Siamo a parliamo! Allora, amici miei, la musica dal vivo è fondamentale. La musica fa parte della nostra vita da sempre, ma oggi è cambiato anche il modo di sentirla. Io mi ricordo a casa mia, da una parte i miei cugini sentivano dallo stereo Scende la pioggia di Gianni Morandi. Ma che freddo fa di nada! Quando piove di Pino Daniele. Dall'altro lato dal vinile sentivano Un'estate al mare di Giuni Russo, La canzone del sole di Battisti e Mare Mare di Luca Carboni. E ti viene da un lato il freddo e da un lato il caldo, io stavo giusto in mezzo. Una volta mi disse mio zio, voglio, ma tu non ti senti niente? Sì, oggi il catarro, sto in mezzo alla corrente. Oggi, signori, c'è Shazam. Shazam è un'applicazione semplice. Senti una canzone dalla radio e vuoi conoscere il titolo? È facile. Avvicini il telefono e ti compare il titolo della canzone. Senti un suono che arriva dalla TV, avvicini il telefono ed esce il titolo. Senti un suono che arriva dalla radio, avvicini il telefono e ti esce il titolo. L'altro giorno senti un suono dalla finestra, mi avvicinai, era l'antifurto. E bene mi uscì sul telefono la scritta voglio corri, stanno fottuta la macchina. Allora la musica la puoi sentire con il telefono e dentro al telefono ci puoi mettere migliaia e migliaia di canzoni. Una volta mi addormentai con le cuffie, dopo la millesima canzone mi venne in sogno Sanremo e mi disse voglio, io sono del mestiere e mi eri intronato. Ci mancava solamente Pasto Leale e Cotugno, te le son dute a tutto quanto. Traduco, te le son dute a tutto quanto. Ma quello che dico io, bisogna ritornare ai concerti dal vivo, ma nel pieno delle loro funzioni. La meraviglia di ascoltare i concerti è una cosa meravigliosa. Io mi ricordo quando andai al concerto di Pino Daniele per la prima volta. Lo stadio era a cava dei terreni, era stracolmo. Le luci brillavano intorno a me e tutti cantavano. E lì sul palco c'era Pino, con la sua voce. Cantava e vivrò, sì vivrò, tutti i giorni per vederti andar via. Tra i ricordi di questa strana pazzia. È il paradiso che forse esiste. Ecco, io aggiungerei, tu dimmi quando riaprirà tutto quanto. Ci parlare!